Buongiorno, siamo con Claudio De Donatis, direttore dell'ufficio Rapporti e Attività Istituzionali della Regione Veneto. Allora, dottor De Donatis, noi stiamo parlando di democracy e in questo senso del ruolo del Consiglio regionale qui all'Expo Scuola. È il secondo anno che il Consiglio si presenta con uno stand proprio e che si occupa di questo tema all'interno del progetto Civil Life, all'interno di molti progetti che sono atti a implementare la partecipazione attiva dei cittadini e soprattutto dei cittadini giovani, dei cosiddetti nativi digitali. Qual è il rapporto tra l'innovazione tecnologica e la democrazia in ambito quindi di formazione scolastica? Qual è la sua idea e quali sono i progetti del Consiglio? Il rapporto tra innovazione tecnologica e democrazia, politica e apparato legislativo in senso più ampio è un rapporto che vedrà le generazioni future sempre più proiettato verso i canali di comunicazione alternativi a quelli tradizionali. È importante sottolineare questo aspetto in quanto l'idea che a volte transita in maniera errata è che questo canale di comunicazione, questo nuovo modo di comunicare in ambito dell'informazione possa essere sostitutivo rispetto ai mezzi tradizionali. Questo non è sicuramente però il mezzo più idoneo per avvicinare le nuove generazioni che obiettivamente hanno uno scarso appeal verso le attività legislative, verso la politica, avvicinarle, dicevo, invece alla conoscenza delle problematiche legate alla loro cultura, alla società, al territorio. E quindi l'impegno del Consiglio regionale, che è un'assemblea legislativa, è fondamentalmente proiettato e impegnato a far sì che queste generazioni comincino ad avere un rapporto positivo e costruttivo nei confronti della politica. Quindi la pubblica amministrazione è più trasparente attraverso l'informatizzazione, la digitalizzazione delle informazioni che si riguardano. La trasparenza nella pubblica amministrazione è l'obiettivo primario. È necessario, attraverso un messaggio chiaro, attraverso un messaggio che possa essere condiviso, ma soprattutto capito, che la pubblica amministrazione arrivi a comunicare a tutti i livelli. Oggi siamo qui all'Expo di Padova, è rivolto a un pubblico di età molto giovane, il mondo scolastico in particolare, e l'impegno del Consiglio regionale con il mondo scolastico è un impegno che si è tradotto ormai negli ultimi anni in un impegno continuativo. Abbiamo sottoscritto a questo proposito una convenzione con l'ufficio scolastico regionale che ci vede impegnati reciprocamente con programmi rivolti al mondo della scuola, agli insegnanti dal punto di vista della formazione, agli studenti dal punto di vista della informativa. Attraverso questi programmi noi intendiamo sollecitare il mondo scolastico, gli studenti, le famiglie che dietro gli studenti agiscono, alla conoscenza, come dicevo prima, delle attività che un'assemblea consiliare mette in atto per realizzare gli obiettivi di governo. È un impegno molto importante, è un impegno serio, è un impegno che soprattutto la didattica oggi ha la necessità e l'obbligo di recuperare in vista anche di una certa crisi di conoscenza, di una certa crisi verso la politica da un certo punto di vista, ma soprattutto, ripeto, della conoscenza delle materie che una volta venivano chiamate l'educazione civica. Oggi c'è la necessità di conoscere chi agisce sul territorio, chi prende le decisioni e in quale modo queste decisioni poi interagiscono con la collettività. Senta, dottor De Donatis, ma l'impegno del Consiglio regionale può considerarsi in qualche modo, può far sì che si consideri in qualche modo il Veneto in testa in quello che è il progetto più ampio governativo del e-Democracy 2012, così come è stato definito dal ministro Brunetta? Allora, il Veneto è stata la prima assemblea, anzi il Consiglio regionale del Veneto è stata la prima assemblea consiliare che ha creduto in questo nuovo modo di fare comunicazione dal punto di vista legislativo. È stato il primo ufficio costituito all'interno delle assemblee regionali dedicato esclusivamente all'e-Democracy. Questo che cosa dimostra? Dimostra che l'attenzione del Consiglio regionale del Veneto, prima regione in Italia, è già all'avanguardia, è già proiettata verso il futuro.
Da questo punto di vista noi ci stiamo impegnando anche nel settore europeo, dove abbiamo presentato alcuni programmi, dove speriamo che questi programmi possano trovare finanziamento, attenzione e quindi poter scambiare la nostra esperienza non solo a livello nazionale, ma anche con le regioni che costituiscono l'Europa delle regioni. Grazie, la ringrazio per essere stato con noi e buon lavoro.